Lo avete sentito, la risposta della Lega ad Alfano sull'alleanza per le amministrative è decisamente fredda. Per Maroni il PDL prima deve mollare il governo Monti, poi forse se ne può riparlare. E negativo è anche il presidente del Veneto, Zaia, ancora al microfono di Noemi Giunta. Perché la Lega rifiuta la mano tesa da Alfano? Lo facciamo anche all'insegna della coerenza, visto e considerato che siamo l'opposizione, netta opposizione di questo governo, e difficilmente riusciremo a spiegare poi ai cittadini che ci alleiamo con chi sta attualmente sostenendo il governo. Però il segretario PDL sottolinea che il nazionale è una cosa e il locale è un altro, che in questo caso se non ci fosse un'alleanza la sinistra rischierebbe di avere la meglio, o voi pensate di farcela anche da soli? I cittadini sono sempre gli stessi, nonostante ci sia un piano nazionale e uno locale, i cittadini sono gli stessi e con i quali noi ci vogliamo confrontare. Quindi tanto peggio, tanto meglio? No, direi che l'occasione è per misurarci. Governatore, un altro lutto, un altro imprenditore che si è tolto la vita in Veneto, un bilancio che sale in modo impressionante. Ed è esattamente l'occasione per ricordare al governo che un metodo per dare una giusta risposta a questa tragedia dei suicidi è quello di sbloccare il patto di stabilità. Il lavoro è anche la priorità.